ricordo quello che ho detto ai ragazzi, cioè la sensazione della paura appena iniziata la partita e della reazione c'è stata, quindi secondo me deve entrarci nella testa che l'atteggiamento del secondo tempo può portarci da qualche parte, l'atteggiamento del primo assolutamente no. Però devo essere onesto, se qualche volta si può strigliare la squadra, ieri vuole essere solo un incentivo, perché il recupero di ieri, una situazione come quella di ieri, non è da squadra che ha mollato. No, certo. Visto che ci è capitato in altre partite di lasciar campo, non riuscire a rimontare, vi ho detto semplicemente, siccome ieri poi abbiamo anche tanti ragazzi giovani che magari non sono, è difficile confrontarsi con il momento e con la piazza, voleva essere solo un discorso di abbandonare qualsiasi tipo di timore, perché i vecchi in questo momento devono aiutare i ragazzi che vanno in campo mettendoci in primis la faccia, loro devono stare sereni, tranquilli, sapendo che ci siamo anche noi che gli diamo una mano, però era semplicemente un incentivo a una prestazione di un secondo tempo secondo me importantissimo. Senti, per concludere la carrellata dei finali di partita, manca quella di Palermo, lì? E di Palermo ho sbagliato, mi assumo la responsabilità di aver sbagliato. Di solito io, siccome so come sono fatto, mi ero promesso che a fine partita io di solito o mi fermo con tutta la squadra o me ne vado negli spogliatoi, perché non proprio perché so come sono fatto e non voglio inciampare in queste cose. Ho sbagliato, ho offeso l'arbitro, poi se lo meritasse o meno, insomma, è un altro tipo di discorso, però ho sbagliato, la società ho chiesto scusa intanto alla squadra, perché indipendentemente poi dal fatto che il team ti abbia fatto bene o meno, secondo me non è giusto che un giocatore si faccia dare 2 giornate di squalifica così gratuite a fine partita. Ho parlato con la società, giustamente si pagherà una multa, non è un problema, gli errori si pagano, però in quel momento probabilmente, siccome magari siamo andati a Palermo, era la prima del mister, avevamo fatto secondo me un'ottima partita, non mi voglio neanche giustificare, guarda. Purtroppo a fine partita io da dietro avevo visto benissimo che Carini non aveva preso il pallone col braccio, perché da dietro l'ho visto meglio probabilmente di lui, e in quel momento mi è saltata un po', si è chiusa un attimo la vita. Detto questo, visto che mancano 15 partite alla fine, in primis ho sbagliato io, spero che non sbagli nessuna